Il giorno del ricordo in certi casi diventa del dimentica, come è successo questa mattina a Cormons, in provincia di Gorizia. L'amministrazione comunale ha pensato bene non solo di non presentarsi alla cerimonia in ricordo delle vittime infoibate dell'esodo istro-dalmato, ma ha pure non autorizzato la rappresentanza ufficiale. Senza tanti giri di parole, come da nostra abitudine, poco inclini al politically correct, l'attuale amministrazione cormonese ha gettato la maschera, dimostrando come gli scheletri nell'armadio esistono. Capibile la mancata presenza del sindaco Patat, storico, persona di una certa cultura, fautore di diversi libri sulla storia partigiana, quella della Garibaldi Natisone, tanto per capirci, come l'assenza dell'attuale assessore alla cultura, Raul Nadalutti, nipote di Giovanni Padoan, detto Vanni, commissario politico della Garibaldi Natisone. Non giustificabile il resto. Un sindaco, una giunta e un consiglio comunale rappresentano tutta la popolazione. Per rispetto dei morti, la vergognosa assenza dovrà avere un seguito nelle giuste stanze dei bottoni. Il 10 febbraio non si commemorano fascisti, membri della 10ª MAS o repubblichini, ma si ricorda la tragedia delle foibe e di altri martiri perpetrati da mano assassina anche italiana nei confronti di coloro che abiuravano il passaggio da una dittatura nera a rossa. Il sangue dei vinti a 70 anni e mezzo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale continua a scorrere impietoso da queste parti. Quando mancano gli attributi non sempre viene facile fare quello con il sedere degli altri.